patente a punti, 10 anni di gioie e dolori. Gioie, perché i morti sulle strade sono calati del 40%. Dolori, perché sono 2.800.000 le patenti che hanno subito una decurtazione in Italia, per un totale di 85 milioni di punti persi. Il nord-est è la zona più colpita. In Trentino Alto Adige è stato multato l'8,6% degli automobilisti, in Friuli Venezia Giulia l'8,3%, in Veneto l'8,1%. Ha creato sicuramente dei vantaggi perché anche il dato degli incidenti stradali è in calo abbastanza coerentemente con l'andamento della patente a punti lo testimonia. Sicuramente va messa a punto qualcosa, soprattutto in funzione del recupero dei punti. Io credo che se il recupero dei punti avvenisse con qualche corso specialistico del tipo di questi che noi abbiamo e che in Italia si possono realizzare da tanti attori, non certo solo dall'ACI, forse sarebbe più produttivo, però devo dire che complessivamente ha funzionato. Dal 1 luglio del 2003, quando la patente a punti è stata introdotta in Italia, secondo i dati della Polizia Stradale, in Veneto sono stati bruciati 1.883.440 punti per 94.172 patenti ritirate, con un record di 246.324 punti nel solo 2004, che diventa così l'anno terribile per eccellenza. E poi sono stati sovvertiti molti luoghi comuni. Al nord si colpiscono più patenti che al sud e le donne perdono meno punti degli uomini. In realtà che le donne siano più ligie alle regole si sa e che al nord ci siano più fondi per effettuare i controlli anche. Quel che invece bisogna sottolineare è che autovelox e telelaser devono servire alla prevenzione e non alla repressione. Inaccettabile, questo le garantisco è veramente inaccettabile. Ci sono comuni o comunque enti locali che utilizzano questi strumenti esclusivamente per fare cassa, non stanno assolutamente non in funzione della sicurezza, addirittura qualche volta creando condizioni di insicurezza per come sono dislocati su strada. Noi siamo come ACI fermamente contrari a queste cose.